L'altro ieri notte, alle 2:30 di notte circa, noi stavamo dormendo, io abito in una casa, in una villetta isolata, e abbiamo sentito alle 2:30 appunto di notte quattro colpi di pistola, di fucile. Queste le parole pronunciate da Lillo Zicari, sindaco di Realmonte, che racconta l'intimidazione subita. E niente, io mi sono subito alzato, mi sono portato fuori. In un primo momento non avevo visto nulla, poi sono sceso giù e ho trovato i pezzi della macchina di una Fiat Panda di nostra proprietà, che erano rotti. L'automobile presa di mira è quella di sua moglie, ma nel mirino dei malfattori il bersaglio sembra proprio essere il primo cittadino della Scala dei Turchi. Possiamo, secondo lei, definire una intimidazione a tutti gli effetti? Aveva in passato ricevuto pressioni di qualunque genere? No, è un fulmine a ciel sereno, perché in passato non avevo ricevuto nessuna pressione, nessuna lettera, nessuna cosa che facesse pensare a un gesto di questo genere. Però mi rendo conto di vivere in una realtà difficile, che è quella siciliana, quella della nostra provincia anche. Insomma, sto vivendo questa cosa con la relativa serenità con la quale si può vivere. Con quale spirito andrà avanti, e comunque teme anche per la sua famiglia? Ma a dire il vero, andrò avanti con lo spirito, continuerò a fare quello che ho fatto sino ad oggi, ovviamente occupandomi dei problemi, insomma, del nostro territorio, della gente di Realmonte, e quindi non cambia nulla sotto questo punto di vista. E la mia famiglia, ovviamente, la viviamo come va vissuta questa cosa, però anche loro, devo dire, sia mia moglie che mia figlia, insomma, che i miei familiari sono tranquilli insieme a me, conoscono me, sanno come mi comporto, insomma, e siamo, dicevo, abbastanza tranquilli. Io mi sento tranquillo perché penso di aver sempre operato nell'interesse generale della collettività, e quindi sotto questo punto di vista mi sento proprio tranquillo. Ho chiamato subito i carabinieri, poi ieri mattina abbiamo fatto tutti gli accertamenti del caso insieme ai carabinieri della stazione di Realmonte e altri loro colleghi che sono arrivati da Agrigento per fare tutte le indagini, che sono ovviamente ancora in corso. Ho ricevuto stamattina la solidarietà da parte del prefetto, del questore, del comandante carabinieri della Guardia Finanza, che mi hanno ricevuto, vengo proprio dalla prefettura.